A Cison di Valmarino potrebbero trovare alloggio un'ottantina di profughi. La notizia non è ufficiale, ma la voce è insistente e nei giorni scorsi sarebbero stati effettuati sopralluoghi sia da parte dell'ULSS che della prefettura per verificare l'idoneità all'ospitalità dell'ex casa colonica dei Brandolini, da più di 20 anni restaurata ad uso turistico ricettivo in località Tezzon. In attesa di conferme, il dibattito e le polemiche in paese, ma non solo, sono già scattate. Polizia e autoambulanza sono intervenute per il decesso di un uomo in un appartamento di Santa Maria Maggiore in via Brandolini d'Adda, in quella che nel quartiere sarebbe conosciuta come una casa d'appuntamenti gestita da cinesi. A chiamare le forze dell'ordine e i sanitari un pensionato che abita nel palazzo, a sua volta avvertito da una ragazza che si trova nell'appartamento. La polizia ha stabilito che la morte è stata provocata da un infarto. Circolazione interrotta per quasi un'ora nella prima mattinata di domenica sulla nuova strada del Santo in comune di Castelfranco. Un camion frigo di una ditta di Vigonza è sbandato finendo fuori strada mentre percorreva una rotonda. Il recupero è avvenuto tramite una gru dei vigili del fuoco. Il conducente non è rimasto ferito.